Ti pare che vado fuori fuoco quando avvia la registrazione? Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Tralasciando le bellissime cuffie che mi vedete addosso, come vedete c'è una situazione un po' particolare perché sto registrando con OBS e sono su StreamYard per farvi vedere un video di YouTube. Tutto un giro di peppe che solo Dio sa come sto facendo. Ma tutto questo perché? Perché oggi io non sono da solo, ragazzi. Non sono assolutamente da solo perché qui con me, se riesco a ritrovare il mouse perfetto, c'è il buon Pietro, ragazzi. C'è. Buongiorno a tutti, bentornati sul canale di Miro. Io come minimo solo per Pietro sul canale 1 milione di like. 1 milione. Minimo, eh. Minimo. Cioè, raga, minimo. Tra l'altro me lo mette così perché sennò sto troppo... Ok. Cosa vogliamo fare oggi? Tra l'altro devo ringraziare Pietro perché l'idea è stata sua, a me non sarebbe mai venuto in mente. Ovviamente andatevi a iscrivervi al canale di Pietro, trovate il link qua sotto in descrizione. Il Cagliari ha droppato una hit clamorosa perché ha deciso di far fare ben 31 minuti e 00 secondi di conferenza stampa al buon Nereo Bonato, che sappiamo tutti è proprio la parlantina è la sua caratteristica peculiare, quindi perché privarci di goderci questa esperienza insieme? Tra l'altro credo che Pietro l'abbia vista, io invece vengo totalmente ignaro, non ho la minima idea di cosa dirà, se parlerà. E... Sì, io purtroppo l'ho vista, però sono felice di rivederla con te. Assolutamente, perché non mi sono preparati i popcorn. Il buon Pietro mi ha consigliato di mettere il video in per 2 visto che dura 31 minuti, ma il problema è che in per 2 durerebbe comunque 31 minuti, essendo la conferenza di Bonato. Fantastica questa cosa. Allora, E i popcorn fiammocebero, chiaramente. assolutamente, io mi preparo tutto qui, faccio tutto un gioco che voi non starete vedendo. Se riesco, sempre se riesco, perché qua StreamYard ovviamente non sta collaborando, quindi mi rimetto un attimo così, che bello. Allora, quanto sta? 2,45, da 2,45 devo assolutamente tagliare, quindi io devo... Ah no, che cazzo sto facendo? Sono un coglione. Che succede? Che sono un coglione, questo devo fare. Ok, Ah, ma non lo sai che ti quindi è dico? questo che succede quando tagli. Esatto, ma lo sai che ti dico? Lo rimango nel video perché è il bello della diretta. Ah, ok, no, che io non conosco ste cose, io non so cosa voglia dire tagliare. Ci ho provato editando la carriera, è uscito un disastro. Ma no, è clamoroso. Tra l'altro io la devo continuare a vedere, ragazzi, andate a vedere la carriera di Pietro perché è veramente fantastica. Veramente, veramente fantastica. Tra l'altro tutte partite che terminano con pochissimi gol, bellissime. Sì, assolutamente. Allora, dove cazzo... Eccolo, ecco. Allora, ragazzi, godiamoci questi 30 minuti e 59 secondi del buon Bonato. Alzo pure un po' l'audio del desktop. Qua mando un po' avanti. Buon Eccolo. pomeriggio a tutti dall'Unipol Domus, conferenza stampa del direttore sportivo rossoblu Nereo Bonato, al quale cedo subito la parola prima della conferenza stampa. Prego, direttore. Buongiorno a tutti, ben rivisto a tutti. Diremo che è stato un mercato lungo, Io già devo cominciare. Ben rivisto tutti. Perfetto. che noi abbiamo vissuto Giustamente, morto giurato, ne creiamo un altro. Pace all'anima sua. Va benissimo. Vai. dal primo all'ultimo giorno, quindi dove credo che le peculiarità maggiori sono state nella nostra coerenza e pazienza nel portare avanti le nostre idee e raggiungere quello che volevamo fare.
Qual è? Cosa volevano fare precisamente? Secondo te, Pietro? Ma secondo me brancolare nel buio cercando di pescare le lucciole. Bene o male ci sono riusciti, no? Allora, sul fatto della coerenza ci posso stare, perché mercato di merda gli anni scorsi, mercato di merda adesso, più coerenza di quella. Ma quali erano gli Alziamo. intenti? E adesso ci arriva, lascialo parlare che sta carburando. Let him cook, si suol dire. Comunque, Vediamo. Credo che sia una continuità del lavoro iniziato un anno e mezzo fa, con l'obiettivo di costruire un'ossatura base del Cagliari, seguendo la filosofia del club, che vuole puntare su una filosofia di gioco più aggressivo e dinamico, vuole puntare su dei profili giovani, possibilmente italiani, per cercare di creare la base di quello che sarà il Cagliari del prossimo anno, tenendo presente le necessità dell'allenatore e quindi delle caratteristiche di gioco che richiede il suo credo sportivo, e tenendo presente ovviamente i vincoli e i parametri economici che tutte le società devono comunque sottostare, sia a livello di bilancio sia a livello di indice di liquidità. Perfetto. Allora, tralasciando che io quando faccio i video sono molto dislessico, ma abbonato mi supera, eh. Allora, devo rimandare un attimo indietro perché Che richiede il suo credo sportivo, non questo, ma delle caratteristiche di gioco che richiede il suo credo, no. puntare su una filosofia di gioco più aggressiva, Oh, del lavoro iniziato un anno e mezzo fa, eh? con l'obiettivo di costruire un'ossatura base del Cagliari. Sono 3 anni, ma pure di più, che cerchiamo di costruire un'ossatura. Ma se tu, bene o male, uno scheletro ce l'hai e anno dopo anno gli togli l'osso, tu tecnicamente l'ossatura non la stai creando, la stai distruggendo. Mi... sì, avesse detto muscolatura, bene o male, sarebbe stato un po' più. Esatto. Ma poi guarda che il discorso sui giovani, io non so se mi dai ragione, quando ha parlato di giovani possibilmente italiani e quando è arrivato a parlare di ossatura, sotto sotto, secondo me lui voleva parlare di future plusvalenze, anziché di future ossature, di futuri giovani in prima squadra. C'è sempre il fantasma della plusvalenza che lui però non può togliersi, è un nodo che ha qua in gola e che gli fa questa parlantina così pesante anche. Incomincia benissimo. Già il 50% di quello che mi aspettavo è successo. Per me Ma promette bene. preparati perché tra lui e i giornalisti arriveranno picchi Ma, molto. ma immagino, guarda, immagino. Comunque, giusto per rispondere, l'ossatura, io un'ossatura me la immagino, per esempio, ma sparo un nome a caso. Non vai andando un po' all'indietro, poi c'è a chi piace o a chi non piace. Io parlo concettualmente parlando. Un altare che conosceva già la squadra, la piazza. Tu non lo vai a cedere in prestito ad una squadra che poi è retrocessa per fargli fare un anno di B e farli risalire in Serie A. Un Dossena che conosce la piazza, l'hai sfornato tu, l'hai cresciuto tu perché praticamente non se lo cagava nessuno ad Avellino. Tu hai avuto le palle di puntarci e di quello te ne devo dare atto. Se poi me lo vai a cedere per 8 milioni, quando potenzialmente, secondo me, tra un anno e mezzo ne vale il doppio se non il triplo, tu non stai andando a creare un'ossatura. E non hai fatto nemmeno quella plusvalenza reale che in realtà tu potevi fare. Cioè, Vero. sulle mani è vero che l'abbiamo venduto al doppio, ma che giocatore funzionale è? Dove lo metti al centrocampo lui sta, ti rende bene, e tu hai deciso di liberartene per prendere chi? A dopo, un centometrista. Ma tu dai troppa poca fiducia a Bonato, poi tornerà anche su Sulemana, su Dossera. Sono Devi sicuro dargli fiducia, che mi devi farà farlo dedicare. redimere. Mi farà redimere, Bonato. Vai, Nereo. Seguendo la filosofia del club, di Sì, 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 sì. quello che sarà il Cagliari del prossimo anno.
tenendo presente le necessità dell'allenatore e quindi delle caratteristiche di gioco che richiede il suo credo sportivo, e tenendo presente ovviamente i vincoli e i parametri economici che tutte le società devono comunque sottostare, sia a livello di bilancio sia a livello di indice di liquidità. L'obiettivo iniziale era quello di dare fiducia al gruppo che comunque aveva concluso la stagione scorsa. Ma me sta più a per culo. Cioè, 2 boni ce n'avevamo, 2 l'avete ceduti, dare fiducia al gruppo dell'anno scorso. L'indice di liquidità, non c'è cazzi. No, vabbè, ma qui stiamo sfondando la quinta parete, nemmeno la quarta, la quinta proprio. Qua è metaverso. Arriveremo alla sesta, manca mezz'ora. Arriveremo alla Comunque è sesta. stato impinguato dalla conferma di Viola e dalla conferma di Mina e dall'acquisto di Gaetano, per creare comunque una base su cui poi andare ad innestare questi profili giovani. Perché? Mi sto pentendo già di aver cominciato a fare sto video, Pie. Mi sto pentendo. Tra l'altro Pietro si è frizzato pure. Cioè, la conferma di Viola. Viola era andato a parametro zero. Cazzo confermi? Era andato a parametro Sì, zero. gli hai rifatto un contratto nuovo. Esatto. Perché gli era scaduto. La conferma di Mina, sì, chiamiamola conferma, ma perché nessuno ha esercitato il riscatto di 2 milioni, perché qualcuno se lo poteva venire tranquillamente a prendere. Non è che l'hai confermato te, non se lo Ma so presi gli mettiamoci altri. pure, ma mettiamoci pure che anche Mina, che magari non è voluto andare via, però Per di carità, fatto non si tratta di conferma. Se Mina fosse voluto andare, Scodell l'avrebbero trattenuto. Non credo. assolutamente no. 2 milioni sono 2 milioni per loro. E poi la ciliegina sulla torta, proprio che la spacciano come traguardo. L'arrivo di Gaetano. 3 mesi. Sì. 3. Ma ti dirò, ma lo sai che secondo me la trattativa Gaetano è stata forse quella gestita meglio rispetto alle altre. È solo che viene fatta passare come trionfo e come parafulmine per le altre trattative mancate. Però secondo me l'unica trattativa gestita bene è stata quella su Gaetano. Probabile, probabile, però mi ricordo anche la conferenza stampa di inizio mercato in cui Bonato diceva che comunque era interessato anche a tenere Oristagno nel gruppo e si è visto infatti. Sì, sì. Si sa, no, Vero. che Infatti, Cagliari è la famosa città lagunare con le gondole e il ponte dei sospiri, no? Si sa. certo, assolutamente. Uno si butta dal bastione di San-Remy e cade sul materassino ad acqua, chiaramente. Il famoso poetto di Venezia. Che Andiamo avanti, va. Certo. non avevano ancora probabilmente completato la maturazione e che possono trovare in Cagliari il posto giusto dove completare il percorso di crescita. Mm. Abbiamo lavorato in tutti i reparti, in modo particolare nella linea difensiva, dove attraverso la conferma di Mina e l'arrivo di Luperto e Palomino abbiamo portato fisicità, esperienza e cattiveria agonistica, in un reparto dove lo scorso anno, soprattutto nel giorno dell'andata, abbiamo sofferto. Mm. Abbiamo E giochi con zappa centrale, ma va bene. portato esperienza e quantità nel reparto di centrocampo Sì, ma sul attraverso mercato ci sono il ancora rientro delle di Marin. incognite che nessuno tira fuori neanche in questa conferenza, già ti spoglio. Vabbè, ma non che mi aspettassi diversamente, E quantità nel reparto di centrocampo attraverso il rientro di Marin e l'arrivo di Adopo. Abbiamo potenziato diremo, gli esterni di fascia con l'inserimento di Zortea e Felici, che ci danno soluzioni diverse a seconda della sezione di gioco. Mm. E davanti abbiamo comunque inserito Piccoli, che è un profilo che
secondo il mio punto di vista ha trovato o può trovare nell'ambiente di Cagliari la situazione ideale dove poter effettivamente rendere al meglio. Credo che complessivamente Allora, io l'anno scorso facevo i video dei commenti prepartita da parte di Ranieri e mi piace molto vedere il linguaggio fisico. Non c'è un secondo in cui Bonato guarda negli occhi le persone che ha davanti. Sta costantemente chino. Sì, beh, si sta ricordando il discorso che avrà messo, immagino, mesi a preparare, no? O chi l'ha scritto per lui, mi verrebbe da pensare in maniera cattiva. No, ma non in maniera cattiva, perché a questo proposito ti dico, io non so se segui Alfredo Pedulla su YouTube. Lui ha No, fatto un video in cui ha dato i voti del mercato ai direttori sportivi e ha detto io a Bonato do un 6 d'ufficio perché dal momento che Giulini agisce per lui non è valutabile. con Ci tutto voleva che Pedulla. Pedulla non è proprio la persona più simpatica del mondo, però diciamo che è palese. Ma va bene, va tutto bene. Andiamo avanti. la rosa sia attrezzata per raggiungere l'obiettivo che ci siamo preposti, che è la salvezza. È normale che siamo all'inizio di un ciclo e c'è bisogno di lavorare, e tanto, perché è cambiata la filosofia di gioco, sono cambiati diversi giocatori e quindi sicuramente bisogna essere bravi e veloci a calarsi nella realtà e cercare di diventare squadra il prima possibile. Complessivamente abbiamo fatto 8 innesti più un rientro, che è quello di Marin, e 2 rinnovi che sono quelli di Mina e Viola. Sono usciti, diremo, diremo alla fine della stagione 6 giocatori, che erano i 3 prestiti, ovvero Sciomuro, Petagna e Oristagno. Hanno preso altre strade, Nandez, Mancosu e Aresti. Dopodiché ci sono state È bella sta cosa, è una sottigliezza ma a me mi piace. Non è che gli è scaduto il contratto e noi gliel'abbiamo rinnovato. Hanno preso alte Hanno preso altre strade. strade. Ma qui c'è D'Annunzio che si sta facendo togliere altre 2 costole per questa cosa. Cioè, proprio. Sì, ma masterclass assoluta. Io quando diventerò grande voglio essere un Nereo Bonato nella vita. Voglio essere succube delle cose che mi capitano praticamente. Bellissimo. Essere stipendiato per sparare, cioè è come se uno che fa Zelig prendesse lo stipendio di Bonato praticamente. Capito? Cioè, è fantastico. Meraviglioso. Bellissimo. Scusa Nereo, per tutte le volte che ti ho dato, scusami, sono io che non ho capito niente nella vita. Assolutamente. E la cosa di cui ti invidiamo di più è il carisma, che quello effettivamente è tanta roba. 6 cessioni, praticamente una risoluzione che è quella di Pereiro, e abbiamo dato 7 prestiti per cercare di dare ad alcuni ragazzi la possibilità di giocare con più continuità. Mm. Detto questo, lascio adesso a voi spazio alle domande, così affrontiamo tutte le tematiche che volete ovviamente sviluppare. Oh. Dell'Unione Sarda, Mo se volevo sapere che divertimo. voto vi date, visto che va molto di moda questa autovalutazione nelle scuole, proviamo anche qui, che voto vi date per la campagna di rafforzamento e se c'è un giocatore o più che vi è sfuggito in questa sessione. Grazie. No, credo che i voti secondo me servono a poco, secondo me bisogna vedere questo mercato nel contesto del percorso che stiamo facendo, e credo che essere riusciti a portare diversi giocatori giovani italiani sia sicuramente positivo, perché può
può creare quello zoccolo duro che secondo me è importante in tutte le squadre, non solo nel Cagliari, per poter capire il senso di appartenenza al club, e sappiamo che Cagliari su questo aspetto qua conta molto su questo senso di appartenenza, e credo che comunque gli obiettivi che avevamo in testa li abbiamo portati a termine con molta pazienza, perché alcuni ragazzi li abbiamo aspettati, però pensiamo che siano quelli che possono aiutarci a crescere e a migliorare, un po' come era successo col mister. Identificato il mister abbiamo aspettato molto anche per il mister, però credo che quando si hanno delle idee chiare è giusto essere coerenti e aspettare. Fortunatamente la pazienza in questo caso ci ha premiati e credo che sia una cosa positiva. Allora, già campagna di rafforzamento, no il mercato, la campagna di rafforzamento, come se fosse già assodato che siamo migliori dell'anno scorso. Vabbè, Ma sì, è il concetto che va oltre. Tu devi dargli fiducia, ma poi tu non capisci che Piccoli, dall'alto del suo prestito, un diritto di riscatto che non verrà mai esercitato perché 12 ovviamente, milioni non li darebbe neanche Lotito. Figura il senso di appartenenza che può portare Piccoli, è già sardo. Piccoli è già, figurati, Piccoli a fine prestito va dall'Atalanta e gli dice: oh, per cassi, liberami dalla zavorra del tuo contratto, voglio stare a Cagliari. Perché Bonato mi ha detto che mi sarei sentito appartenente al popolo sardo, io come faccio a dirgli di no? pensa che Piccoli, girano voci di corridoio che appena sente la parola cavallo già dice Ticoddiri, quindi figurati quanto sia sardo proprio. A voglia. No, ma sta cosa, mo ridendo e scherzando, io mi si accappona la pelle a sentire certe cose, perché se tu mi vuoi far passare come Cagliari è un ambiente in cui i giocatori si devono identificare, abbiamo fatto una campagna acquisti basata su giocatori giovani italiani, andando a ritroso nel tempo, Doratiotto, Bianco, De Sogus, Contini, Conti, eh, che altro mi manca? Carboni, E ce ne sarà una marea. Pinna, quello Pinna, che ha giocato, Veroli. loro, Veroli, che, cioè, tutto vero fino a pagina 1, perché poi tu dici una cosa e ne fai un'altra. Tu, se Ma lui vuoi, la riscrive la pagina 1 fra un po', dagli fiducia, lui la riscrive la pagina 1. ne sei certo. Se arriveremo a un punto dell'intervista in cui ti incazzerai, ne sono sicuro. Ah, ma guarda, io già sto lì lì, già sto lì lì. No, lascia Carbo, lui la riscriverà, pagina 1 sarà uno spettacolo. Guarda, mi voglio fidare di te. Mi voglio fidare di te e allora andiamo avanti. Io nel mente stavo a pensare altri nomi, eccetera, non mi vengono in mente, ma tanto ne è pieno. Tanto io qui non... Oh, ok, vai. Paone, Unione Paone, Corriere dello Sport. Eh, aspettato, volevo chiederti, Ma da quando Topolino fa le domande al Cagliari? Perdonami, Pietro. Aspetta, ritorna 10 secondi indietro e devi ascoltarla tutta perché è uno dei punti più alti dell'intervista. Paone, Unione Paone, Corriere dello Sport. Aspettato, volevo chiederti quanti capelli bianchi ti sono diventati inseguendo Gaetano? Quanti capelli Quanti bianchi capelli bianchi ti ti sono sono diventati? diventati? Mi ricorda quel famoso, chiamiamolo sketch, ma spezzone. Credo che fosse un servizio di videolina sulla donna a cui è entrato un gabbiano in casa. Ah, sì, 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 Cioè, sì. mi sembra la stessa identica cosa. Proprio. Credo sia il marito a questo punto. Ma probabile. Cioè, c'è della poesia in tutto questo. Io non sto capendo. Ma credo è stato
una trattativa lunga, però noi avevamo dei parametri da rispettare e sapevamo insomma la volontà del ragazzo di tornare a Cagliari e fortunatamente siamo riusciti non senza fatica a trovare una No. squadra anche sui numeri, Vero? quindi adesso fortunatamente è con noi e adesso speriamo che riesca a portarci quello che tutti ci aspettiamo da lui. John Herrero, Speriamo. Mondo Tutto Sport. Ecco, volevo chiederti questo a proposito delle scelte fatte anche dall'allenatore. Siete riusciti ad accontentarlo completamente oppure è mancato qualcosa che lui richiedeva e che magari non siete riusciti a centrare anche per i parametri che dici tu? No, indicativamente quello che si poteva fare l'abbiamo fatto, è ovvio che si può sempre fare di più, si può fare anche di meno, però sono veramente soddisfatto perché, ripeto, abbiamo ringiovanito la rosa, abbiamo comunque patrimonializzato perché abbiamo tutti i ragazzi della rosa che sono di proprietà del Cagliari, gli unici 2 che sono piccoli e dopo sono comunque con diritto di riscatto e quindi dipende da noi eventualmente la permanenza qui e quindi questo è un segnale che si è voluto dare perché abbiamo fiducia in questo gruppo di ragazzi, sappiamo che abbiamo un percorso di crescita che ci aspetta ed è fondamentale che quella sintonia che c'è stata in questo ultimo anno e mezzo che ci ha permesso di ottenere risultati negli anni precedenti, ovvero la promozione piuttosto che la salvezza, rimanga tale perché il club, la squadra sta facendo un percorso di crescita e credo che tutti devono essere coinvolti in questo perché secondo me si è seminato bene, si può comunque raccogliere, però il raccolto dipende dall'apporto di tutti. Io ringrazio infinitamente l'ambiente, i tifosi perché veramente finora sono stati decisivi in questo percorso. Addirittura decisivi. Tu ricordati, adesso che ha detto abbiamo fiducia nei giocatori, tu ricordatene quando parlerà della difesa. Ok. Adesso ci arriviamo. Ok. Me lo tengo in un angolino della me lo metto qui, tipo lo sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo. Esatto. Prendo il 2 e Non lo girarti metto qui. troppo in fretta che non puoi. Esatto. No, ma tutto questo è fantastico. Perché poi io, se fossi un giornalista sportivo, a costo di farmi cacciare dalle conferenze stampa, farei domande che un tifoso vorrebbe sentire. Tu non puoi dire ad uno, non, passiamolo chi lo vuole passare come difetto, per me lo è, palesemente aziendalista. Siete contenti del mercato fatto? Non avete comprato qualcuno al mister? Perché è ovvio che non ti verrà mai a dire la verità, anche se è vero. Certo. No, ma il problema più grosso dei giornalisti nostrani perlomeno è che i tifosi sono i primi a prenderli per il culo. Purtroppo sì. Te ne accorgerai anche quando gli faranno una domanda in merito ai sogni di mercato dei tifosi, no? Il problema è quello, finché ci prenderanno per il culo pure loro, hai voglia a chiedere domande scomode. È croccante questa cosa, è molto croccante. Di Videolina ha parlato prima del rientro di Marin, un'opportunità che vi è piovuta addosso un po' per sorpresa oppure faceva parte in qualche modo della vostra programmazione? No, credo che di Mari conoscevamo le caratteristiche, Mari comunque aveva il vantaggio di conoscere la piazza perché aveva giocato e comunque l'allenatore perché ci aveva già lavorato assieme, l'impatto è stato importante e quindi di conseguenza anche da parte nostra c'è stata la consapevolezza che potesse essere un profilo che ci può dare una mano e quindi abbiamo sicuramente tolto o comunque non abbiamo mai messo Marin sul mercato. Buon pomeriggio direttore, Francesco Resu 131. Torniamo indietro di qualche mese fa, no? Quando lei post stagione scorsa, post salvezza, diede le prime linee su quello che sarebbe stato probabilmente il vostro mercato. Disse alcune frasi tipo miglioreremo il Cagliari, cioè cercheremo di migliorare il Cagliari, poi quella frase sulle mani libere sul mercato che forse qualcuno non ha contestualizzato al massimo, soprattutto anche nei tifosi, tanti riferimenti soprattutto alla cessione di Sulemana, che è un giovane giocatore che
è arrivato appunto come un'occasione l'anno scorso, che però voi avete secondo me bene rivenduto, patrimonializzando, come ha detto lei. Ecco, ci spiega un pochettino se è soddisfatto di quello che è stato questo mercato e soprattutto quel passaggio sulle mani libere, perché ha fatto un po' di clamore, diciamo così, in quest'estate. Cioè, piccolo appunto prima che Bonato risponda, è la quinta volta che gli chiedono se è contento del mercato che ha fatto. Boh, evidentemente è una clausola contrattuale per fare le conferenze. Sì, Ma sì, per qua escono... Mamma mia, mamma mia. Grazie. sentiamo. Allora, diciamo che all'interno di quella conferenza ho anche detto che sono necessarie determinate cessioni per poter migliorare il livello della rosa, e la cessione di Sulemana e quella di Dossena rientrano in questo tipo di filosofia. Mm. È ovvio che ogni club ha un proprio budget a disposizione. Io credo che come Cagliari in questo anno e mezzo abbiamo lavorato molto sulla riduzione dei compensi, quindi sul monte salari, e questo ci ha permesso in questa sessione comunque di investire e quindi avere giocatori il più possibile di proprietà, e l'ultimo esempio ne è quello di Gaetano, e dall'altro lato Che è comunque in prestito con obbligo di riscatto, ancora non è tuo, se proprio vogliamo fare i puntigliosi. Quindi, che cazzo mi significa? Felici, sì, è arrivato a E titolo se proprio vogliamo definitivo. essere ancora più puntigliosi, Vai, vai. e se proprio vogliamo essere ancora più puntigliosi, hai investito grazie alle cessioni, non grazie alla riduzione degli stipendi. Esattamente, anche perché l'unico stipendio che hai, anzi gli unici due stipendi che hai ridotto notevolmente sono stati quelli di Nandez, ma perché è andato via a parametro zero perché tu non hai avuto le palle di rinnovarlo. E l'altro è Pereiro, Pereiro che è andato via a settembre praticamente. Cioè, riduzioni dell'ingaggio, la mia minchia, il tesoretto, la mia minchia con la riduzione degli ingaggi. sì, ma appunto vedi perché io poi mi incazzo, che tu beato te, tu riesci a tenere la calma, sei inerme a qualsiasi... Io continuo a arrabbiarmi. Lo sai che c'è? Che ormai non ha nemmeno più senso perché è talmente tanto palese la presa per il culo che devi stare al loro gioco perché se non che smetti di campà e non si può, cioè poi le cose a titolo di Felici è arrivato legato all'operazione che ha portato Cavuoti alla Feral Pisalò e noi abbiamo dato 1 milione. Noi stiamo diventando lo zimbello delle squadre di Serie C. L'altro anno Prati 8 milioni. Quest'anno Felici 1 milione. Saranno ottimi giocatori? Sicuramente. Possono essere futuribili e future compravendite? Non lo metto in dubbio. Non è quello che vado a sindacare. Vado a sindacare il fatto è che tu al posto di poter prendere ste persone magari qualche giocatorino ce l'avevi tu perché al posto di andate a prendere un Felici o un Prati, tu ti potevi far crescere un Curfalidis e un De Sogus senza andare a spendere 1 euro. Uno che sia uno. Quindi di cosa stiamo parlando? Non facciamo passare tutte queste operazioni di calciomercato come Gesù Cristo sceso in terra, perché non è così. Poi ci tengo a specificarlo. Magari abbiamo preso Pelé e Maradona, ma questo lo capiremo soltanto alla fine del campionato. Ma anche se fosse, il problema rimane concettuale. Non è che io ce l'ho comprati, ce l'ho con Felici, ce l'ho per come viene gestito il Cagliari Calcio. E poi soprattutto permettimi, Giulini, questo lo dico direttamente a te. Miro ha detto bene che stiamo diventando lo zimbello della C per tutti i soldi che regaliamo. Ma a quel punto, Giulini, facevi un altro ennesimo sforzo in più, salvavi l'Olbia. Gli compravi Bianco, Pennington, gli compravi mezza squadra e riuscivi a salvarli, a tenerli in piedi, farli rilasciare indietro, cambiare
mezzo CDA, tutta rosa, insomma, a quel punto se sei così legato alla Sardegna come i tuoi fans decantano, ti bastava poco. Esattamente. Però stiamo a praticamente poco più di un terzo. Chissà cos'altro ha da offrirci questa conferenza stampa. Eh, Ci ha Andiamo. permesso anche di andare a sanare definitivamente alcune posizioni che erano ancora aperte e che adesso sono state chiuse. Quindi sicuramente il discorso delle mani libere dipendeva dal fatto che effettivamente alcuni contratti andavano a scadenza, che erano molto pesanti, che comunque avevamo all'interno della nostra rosa qualche profilo interessante che potesse avere mercato e quindi darci ulteriori risorse da investire. E dall'altro lato, ripeto, tutti i club devono sottostare a questo cosiddetto indice di liquidità, che sicuramente è molto utile perché permette di fare un percorso virtuoso, ma è molto complicato nel rispettarlo durante il mercato. Di giocatori con uno stipendio importante che andavano a scadenza, però me ne viene in mente anche uno a cui, per qualche motivo a me ignoto, al posto di un anno di contratto, gliene hanno fatti 2. Probabilmente per spalmare meglio l'ingaggio, non lo so. Fatto sta che noi per altre 2 stagioni ci avremo una Zavorra come attaccante centrale che entrerà sempre gli ultimi cazzo di 10 minuti per non si sa quale motivo. Però non ce ne siamo liberati, abbiamo solo allungato questo patema d'animo. E soprattutto, qua tra le righe cosa ti ha detto? O cedevamo oppure le mani non ce le avevamo. Quindi sostanzialmente la dichiarazione sulle mani libere è stata una farsa che gli è venuta lì sul momento e i giornalisti hanno cercato di tenerla in piedi. Che bello, voglio andare avanti, voglio andare avanti. Buonasera, Enrico Gaviano, Nuova Sardegna. Siccome il mercato sembra essere sempre aperto, anche se quello italiano è chiuso, c'è ancora qualche strascico, tipo, insomma, si è continuato a parlare di Viatesca, poi soprattutto i tifosi parlano molto dei giocatori svincolati, no? Come cioè, quello è libero, perché non lo prendiamo, eccetera. Se c'è qualche idea di questo tipo. E poi che giudizio dà alla squadra nel contesto di questo campionato che mi sembra molto molto difficile. Ma come può dare un giudizio sulla squadra dopo 4 giornate? Ma che cazzo di domande sono? Ma tra l'altro, da una parte lui chiede un giudizio che è difficile da dare, però sempre mettendo le mani avanti sul fatto che il campionato il più difficile degli ultimi 50 anni, è difficilissimo. No, vabbè. Poi la vocetta sui tifosi che dicono ah, quello è il libro, quell'altro è il vicolo sui svincolati, l'avrei evitata, cioè. Ma andavano allo stadio anche loro quando avevano la nostra età. Io non capisco se si sentono più tifosi di noi e per qual motivo, però liberissimi di fare quello che vi pare, per carità di Dio, non voglio altri problemi di questo genere. Mamma mia, a volte mi viene da pensare che la democrazia è una merda. Però andiamo avanti. Beh, Diciamo non ce la il meritiamo. mercato Sì, è chiuso. Io credo che abbiamo una rosa di 26 elementi che suddivisi in maniera equilibrata in tutti i reparti Mm, e quindi credo che E qua ti la chiedo rosa di sia fermare un attimo, per vai. favore. 26 elementi equilibrati reparto per reparto, ma a te non sorge un dubbio che 4 difensori centrali di ruolo per 3 posti da titolari siano un po' pochini? A te non viene il Assolutamente. dubbio che 2 attaccanti titolari che siano giovani e che abbiano una continuità di rendimento accettabile per 2 posti siano un po' pochini e che affidare le riserve a nonno Pavoletti, nonno Lapadula e a Kingston che ha appena finito di pisciarsi sul pannolino sia una coperta un po' corta? O sbaglio io? No, no, è decisamente corta, però oh, cioè, abbiamo preso Felici. Oh, Gaetano, dopo 3 Abbiamo mesi. preso Palomino. Palomino, svincolato. È a titolo definitivo, eh. Mica in Eh, prestito. No, cioè. mamma mia. È fantastico. Perché tu poi, con tutto che
io ribadirò sempre fino alla morte. A me piace sia Vietesca che Azidiakos. Li ritengo due ottimi giocatori in potenziale. Probabilmente hanno avuto problemi di ambientamento. Ma se tu giochi con la difesa a 3 e mi metti costantemente Zappa come difensore centrale di destra, come braccetto di destra, ma non aveva più senso tenerti Azidiakos e far giocare lui e Zappa come eventuale sostituto, visto che hai già un adattato come difensore centrale che è Obert, che poi in realtà terzino sinistro centrale fa un po' tutto. Ma poi ci arriva Vietes Diacos, vedrai che ti deluciderà. Alzo le mani. Per affrontare questo campionato con l'obiettivo, ripeto, della salvezza, sapendo che sono comunque saliti club con grandi potenzialità economiche e che quindi la concorrenza sarà sempre più agguerrita. Da parte nostra sappiamo che dobbiamo fare dell'essere squadra, del creare un insieme per poter combattere contro le squadre che hanno risorse maggiori, ma credo che questo è un po' lo spirito che devono avere tutte le società medio-piccole. Ripeto, noi siamo in un percorso di crescita, questo deve essere l'anno del consolidamento, come abbiamo detto, ci crediamo, abbiamo fatto quello che volevamo sul mercato e adesso c'è da lavorare. Tanto, perché sappiamo che i particolari fanno la differenza e nella riprova nell'ultima gara di Lecce, e quindi dobbiamo essere tutti ben attenti, perché finora abbiamo sofferto ma sempre gioito, quindi comunque sappiamo che la nostra gioia passerà attraverso la sofferenza, ma credo che questo sia quello che sarà per sempre il percorso del Cagliari. Per quanto riguarda le... Vai. Ferma pure. No, ma tu hai da commentare, cioè, scusami, ti rendi conto della gravità di quello che ha appena detto? Questa sarà per sempre la dimensione del Cagliari. Lottare, cioè fare schifo al cazzo, soffrire e salvarsi. È gente che dice, con questo mercato andiamo in Europa. Ragazzi, ve l'ha detto il direttore sportivo. Che direttore che il Cagliari sportivo avrà poi? sempre questa dimensione. Sì, cioè ve l'ha detto Giulini, ve l'ha detto il presidente stesso, che la dimensione del Cagliari sarà questa per sempre, lottare, soffrire. Ma voglio dire, ma è una cosa gravissima e nessuno ne sta parlando. Io non so tu a primo ascolto cosa ne pensi, se sono io pazzo. No, non sei pazzo. Ho capito l'intento con cui l'ha detto, ma rimane una frase gravissima. Perché tu mi stai facendo capire che stai palesando solo una parvenza di progettualità, ma in realtà quello che succederà sarà ogni anno quello che è successo l'anno precedente, più o meno grave, Esatto. ma tu ogni anno andrai lì per lottarti la salvezza, per lottarti quel punticino in più, quel punticino in meno, per evitarti il play out e tutto quanto. Quindi sostanzialmente ci sta dicendo che quest'anno non vedremo niente di più che niente di meno che il Cagliari dell'anno scorso. Magari andrà un po' meglio, magari facciamo le corna, andrà un po' peggio, ma sempre quello sarà. Ma purtroppo ci ero già arrivato da solo a questo, ma non perché io sia più intelligente di altri, assolutamente. No, che state zitto. Perché purtroppo se la dirigenza è questo, se in 10 anni sono successe sempre le stesse cose, non è che de punto in bianco cambia tutto. Non accadrà mai così. E purtroppo ci dovremmo convivere. Sì, a quanto pare. È quello il problema, perché il Cagliari purtroppo per storia negli ultimi anni ha sempre lottato per quell'obiettivo, ma la tua sagacia nel lavoro dovrebbe portare a creare il maggior utile sportivo con il minore sborso economico. Cellino con acquisti da massimo 500, 1 milione di euro, non lo dico per fare paragoni, ma mi è venuto in mente, rischiava dall'ultimo posto di portarci quasi in Europa. Cellino.
No, ma tu Cellino. sei pazzo d'Europa, guarda che ci sono da pagare gli aerei, gli hotel. Appunto, Guarda. vabbè. Però, cioè, adesso si è completamente capovolto il concetto di sodalizio sportivo. Noi stiamo in Serie A per qualche motivo, siamo palesemente una società inferiore anche a tante a livello di Serie C, ma non per storia o per grandezza della piazza, assolutamente no, per progettualità, per visione, per strategie di costruzione. Siamo indietro anni luce. Lo sappiamo noi, lo sanno loro e il problema è che loro ci prendono pure per il culo con questa cosa. Beh, Posso dire che probabilmente meritavamo qualcosa in più. L'importante è che quello che abbiamo lasciato per strada in termini di punti ci sia servito in termini di esperienza e di conoscenza, perché la differenza poi nelle squadre la fa la capacità nell'approcciare le gare, nel leggere le situazioni e nel sapere prendere le contromisure ovviamente a quelle che, alle difficoltà che ti possono mettere le altre squadre. E su questo noi dobbiamo crescere, perché ovviamente siamo all'inizio di un nuovo ciclo con un nuovo allenatore che probabilmente strada facendo prende sempre più possesso della squadra e quindi delle caratteristiche di ognuno e quindi siamo, diremo, in un momento di crescita. C'è grande curiosità, perché comunque sia il fatto di lavorare con tanti ragazzi giovani dà stimoli e penso che se tutti remiamo dalla stessa parte ci sia la possibilità di fare quello che vogliamo, ovvero il consolidamento nella categoria. No, è divertentissima sta cosa. È veramente divertente. Devo riprendere il pezzo che sennò... In un momento di crescita c'è grande curiosità, Sì, no, difficoltà prima. che ti possono mettere le altre squadre e su questo noi dobbiamo crescere, perché ovviamente siamo all'inizio di un nuovo ciclo con un nuovo allenatore che probabilmente... Creiamo giustificanti, perfetto. E la parte la prima, capacità nell'approcciare le gare, nel leggere le situazioni. capacità nell'approcciare le gare e leggere le situazioni. Detto che questo è un campo prettamente sportivo e quindi è il mister che si diletta in queste cose, ma per puro caso, e faccio le corna anche qui, se i giocatori che tu sei andato a prendere nel mercato non riescono ad espiare a questi problemi sportivi durante l'arco della stagione, di chi è la colpa poi? secondo te? Chiedo, Ma immagino che anche tu abbia già la risposta. ma guarda, io conto Zeman, Festa, Zola, Maran, Lopez, Rastelli, Semplici, me ne sto a dimenticare chissà quanti. Mazzarri, Zenga, Zenga, Mazzarri, Mazzarri, Agostini, Agostini, eh, Rastelli, l'hai detto, non mi ricordo. Rastelli, sì, l'ho Lopez, detto. Vabbè, sappiamo già chi verrà data la colpa, eventualmente. certo. Perfetto. Grazie, Bonato. C'è grande curiosità, perché comunque sia il fatto di lavorare con tanti ragazzi giovani dà stimoli. Biornano per Calcio Castello. Argomento cessioni. L'abitudine. Direttore, mi scusi l'abitudine. No, non c'è problema. Mi perdoni, non c'è lapsus. Perché che ha detto? Buon pomeriggio, mister Fabio Ornano per Ah, Calcio mister. Castello. Argomento cessioni. L'abitudine. Direttore, mi Wow, scusi. oddio. Mi perdoni, lapsus. Madonna, che ridere. Direttore, buon pomeriggio, Fabio Ornano per Calcio Castello. Argomento cessioni. Solitamente si parla a livello di cessioni per giocatori che magari sono funzionali a un progetto, come nel caso di mister Nicola, quindi un progetto nuovo. Ma ci sono stati anche dei casi in cui magari ci sono dei giocatori che non si sono integrati nelle prime settimane di lavoro e quindi per questo sono partiti. E poi una domanda veloce su Azidiakos. Questo ragazzo era arrivato un anno fa con credenziali importanti. Secondo lei che cosa non ha funzionato? Grazie. Beh, allora partiamo da Azidiakos. Io credo che tutti i ragazzi che
che arrivano in nuova realtà possono avere un ambientamento veloce, possono avere necessità di più tempo, possono essere adatti a un tipo di calcio o meno. Io credo che nel caso di Pantelis ci sia stata una difficoltà iniziale dovuta anche alle difficoltà della squadra nel momento in cui è stato inserito, e da lì è stato tutto un percorso difficile. È uscita questa opportunità che probabilmente del Copenaghen, dove si applica un calcio più consono probabilmente ai concetti sviluppati nella Z da Pantelis, e quindi crediamo di aver trovato una soluzione dove possa mettere grande minutaggio e ritrovare le sicurezze che aveva probabilmente negli anni precedenti all'arrivo a Cagliari. Eccoci qua. C'è stato un piccolo vuoto, ma riprendiamo subito. Allora, mando un po' indietro. Per quanto riguarda Perfetto. Giocatori che durante il ritiro non si siano integrati o meno, no, non credo. Credo che come ogni anno in tutti i mercati ci sono giocatori più chiacchierati di altri, ci sono giocatori che si integrano immediatamente e qualcuno che abbia bisogno di un po' di tempo aggiuntivo. Adesso il mercato è finito, è il momento di resettare, ognuno parte, diremo, alla pari degli altri e dovrà dare tutto se stesso per trovare spazio. Ripeto, mi sembra una rosa ben equilibrata dove tutti hanno modo di trovare lo spazio utile per poter contribuire alla causa. Continua sul ben equilibrato, eh? Buon pomeriggio direttore. Sì, sì, ormai A proposito è un mantra. È un mantra. Giocatori chiacchierati in estate, le volevo chiedere di Scuffè e la Padula, ecco, due giocatori che sembravano in partenza, Scuffè verso il Milan, la Padula verso la Serie B. Cosa è cambiato poi? Perché entrambi sono rimasti, è stata una scelta della società, dell'allenatore oppure degli stessi giocatori? Credo che, come ho detto prima, durante il mercato ci sono giocatori che sono più chiacchierati di altro. Questo non inficia il fatto che non rientrassero nel programma della società. Su Scuffet era uscita questa situazione con il Milan, che comunque è rientrata subito, e anche per la volontà del ragazzo di proseguire un percorso di titolarità e non di essere il secondo di un altro, e quindi in quel contesto tutta la cosa è rientrata. Credo che per quanto riguarda i portieri Scuffet abbia meritato la titolarità dopo quello che ha fatto lo scorso anno. Radunovic aveva bisogno di ritrovare minutaggio e per questo si è pensato di allungare e mandarlo in prestito a Bari, perché comunque è un ragazzo su cui crediamo. Nel contempo è arrivato Sherry, che è un ragazzo che ha fatto molto bene nel proprio paese ed è stato chiamato nella nazionale e che sta ultimando il processo di conoscenza del campionato italiano. Nel contempo anche Ciocci ha risolto i problemi legati al proprio infortunio, quindi credo che anche nel reparto siamo coperti e pronti, ognuno è pronto a dare il proprio contributo. Dall'interno siete rimasti sorpresi delle performance di Udinese e Verona, per esempio? Cioè vi aspettavate questa partenza così brillante di due dirette concorrenti? Ma diciamo che Verona e Udinese sono partite molto bene e complimenti a loro. Credo che l'Udinese sia stata più una sorpresa quello che è il campionato che ha fatto lo scorso anno piuttosto che quello che sta facendo, perché comunque sappiamo che l'organico dell'Udinese è di un certo spessore, e il Verona ha continuato nel percorso del girone di ritorno, quindi stupendo, pur cambiando molto riesce sempre a trovare gli equilibri giusti, quindi complimenti a loro. Però in questo momento dobbiamo essere concentrati su noi stessi, perché, ripeto, sappiamo di avere grandi margini di crescita e dobbiamo lavorare su questi con grande pazienza, abnegazione, perché solo attraverso il lavoro quotidiano si riesce a migliorare ed essere sempre più competitivi. Io qui mi sarei rifiutato di rispondere, fossi stato io. Ma io qua ti chiedo, ma secondo te siamo più forti noi dell'Udinese o non arriviamo? Perché da come ne ha parlato Bonato sembrava, insomma, l'Udinese, cazzo, sembra che rispetto a quella di 15 anni fa non sia cambiata di niente. No, cioè, per carità, capisco le risposte di circostanza, ma definire l'organico dell'Udinese
come l'ha di definito spessore, lui, di insomma. spessore, cioè ce ne passa. Ha ottenuto la salvezza all'ultima giornata l'anno scorso. Quindi, mo, organico di spessore fino a un certo punto. Il Poi vero, magari siamo noi che non capiamo, per carità, lui lavora assolutamente, nell'ambiente, noi no, quindi assolutamente, probabilmente saremo noi che non capiamo, però a questo punto mi viene da dire, beata ignoranza, beata ignoranza. a voi. Volevo farti un discorso più generale. Tutti gli allenatori indistintamente si lamentano del fatto che dopo 3 giornate di campionato finisce il mercato. Ecco, ma c'è una sorta di unità di intenti fra voi società per finirla? Perché ormai sono anni che inizia il campionato e ancora cioè, ci sono giocatori che non si sa se restano, se vanno. Ecco, volevo chiedere, c'è un'unità di intenti per finire questa cosa qui, per iniziare il campionato con la squadra a disposizione dopo il mercato? È un tema d'attualità, un tema che è diversi anni che diremo sul tavolo per poter essere risolto, però è anche un tema che diremo è molto allargato, è allargato a livello UEFA, è allargato a livello FIFA, quindi sicuramente trovare delle date che permettano di chiudere il mercato prima dell'inizio della stagione sarebbe opportuno, perché effettivamente le giornate col mercato aperto sono poi condizionati diremo dalla libertà mentale di tanti ragazzi che vanno in campo, per gli allenatori perché non sanno che scelte possono fare, perché magari alcuni giocatori sono ancora sotto mercato, comunque sul mercato, quindi sicuramente sarebbe opportuno riuscire a trovare una soluzione per chiudere prima il mercato. Io credo che le prime 3 giornate comunque siano sempre un po' particolari, e solamente dopo la sosta, dopo la prima sosta delle nazionali, inizia il vero campionato, perché la preparazione atletica comunque è quasi ultimata, tutti gli allenatori, soprattutto quelli nuovi, cominciano ad avere confidenza con i propri club, non c'è il mercato, fa meno caldo, quindi si rientra nelle condizioni standard, e dove ovviamente dopo che sono terminate anche le competizioni estive, anche i ragazzi che hanno fatto chi gli europei, chi la Coppa America, probabilmente hanno trovato, si sono rigenerati e quindi danno il loro contributo. Quindi al di là, diremo, di queste prime 3 giornate dove magari c'è stata chi è stato bravo a mettere fieno in cascina, come può essere nel caso del Verona e dell'Udinese, inizia un nuovo campionato e bisogna essere pronti, perché ripeto, in questo momento qua tutti i club, tutte le squadre sono più preparate, sono più pronte, sono più attenti ai particolari, e quindi anche da parte nostra ci deve essere questa grande predisposizione a tutti i piccoli particolari, perché il campionato di Serie A è apprezzabile il dono della sintesi che ha abbonato proprio. Avrebbe dovuto finire il discorso mezz'ora fa. Sì, ma poi posso chiederti, una domanda che farei a lui: come mai il Lecce era più preparato di noi prima della sosta? Così, per chiedere. No, poi, ma io ti giuro, una cosa che a me manda in bestia è, no, ma il vero campionato comincia dopo. Io dico, Cristo Dio, dura 38 giornate il campionato, abbiamo già giocato le prime 3. Non è che vanno in cavalleria poi quelle partite. Cioè, quelle fanno parte del vero campionato. No, ma poi mi chiedo se si parli con Nicola a questo punto, perché Nicola chiede mesi di tempo perché giustamente deve impostare una tattica nuova. Bonato invece dice che il vero campionato inizia adesso dopo la sosta. Io non so se effettivamente si parlino, mi viene il dubbio a questo punto. Mamma mia, è fantastico. Intanto abbiamo scavallato l'ora di registrazione, eh. Minchia. Andiamo avanti, vai, vai. No, che cazzo ho fatto? Dove sta, dove sta? Eccolo. ogni partita è complicatissima, e raggiungere una vittoria non è mai semplice. Se mio nonno c'ha 3 palle era un flipper. Poi? I numeri ci dicono
è che Riecco Topolino. l'attacco del Cagliari potrebbe avere qualche problema. I numeri degli attaccanti dell'anno scorso e un gol in No. 3 partite. Ti preoccupa questo fatto? Qual è la tua riflessione? No, da parte mia credo che l'attacco del Cagliari abbia comunque le proprie potenzialità, dovremmo essere noi bravi a mettere nelle condizioni giuste. Io credo che comunque ogni singolo componente del Cagliari quest'anno ha delle situazioni migliori rispetto allo scorso anno. Mi riferisco alla Padula che non ha più l'infortunio alla caviglia, dove è rientrato dopo 3 mesi. Mi posso riferire a Pavoletti che comunque sappiamo che ogni anno ci stupisce. Mi riferisco a Luvumbu che comunque ha un anno di esperienza in più di Serie A alle spalle. Mi riferisco a Piccoli che comunque credo abbia trovato fiducia e l'ambiente giusto dove potersi esprimere. Gioca come ala. Lo stesso King fondamentalmente dopo l'annata in primavera quest'anno è costantemente in prima squadra e ci potrà essere utile nel percorso che stiamo facendo. Quanti minuti ha giocato Kingston? Non mi devi dire quanti minuti ha giocato Kingston. Ad oggi 0, ma soprattutto io alla prossima conferenza di Bonato vorrei che mi tirasse fuori il suo oroscopo. Ci stiamo affidando alla Padula che non è più infortunato, a Pavoletti che ci stupisce. Bonato, dacci le quote sugli oroscopi. Ti mettiamo al posto di Paolo Fox. Cioè, sostanzialmente il buon Nereo ci sta dicendo che ci dobbiamo affidare ad un giocatore che quando gli altri corrono, lui corre ma va in slow motion, che è la Padula, che perde tempi di gioco camminando. Pavoletti ci stupisce, quindi tu mi stai dicendo che stai progettualizzando un campionato basandoti sul fatto che te la risolverà Pavoletti al 94esimo. Sì, esattamente. Cioè, proprio così. Io... Oddio, ma perché? Perché? Che io che ho fatto di male per sentire queste cose? No, ma poi a me viene anche la tristezza, perché magari quando un Empoli rescinde il contratto di Caputo, che giustamente si accorge lui per primo che non può dare più di tanto in Serie A, almeno nelle varie pagine meme di Instagram dedicano all'Empoli e a Caputo post di romanzate calcistiche. A noi neanche quel lusso. Dimmi l'ultima volta che il Cagliari è stato in una protagonista di un post meme su qualche pagina famosa. Giusto con Ranieri, giusta la promozione Ranieri, basta. Sì, probabile. O se andiamo a prima il post con scritto scusateci dopo aver perso 5-1 a Udine. Mamma mia. Io stenderei un Prego, velo d'oro vai. pietosissimo su quella partita. E non dimentichiamo che abbiamo comunque all'interno dell'organico Viola e Gaetano che sono 2 centrocampisti offensivi che hanno comunque propensione al gol. Lo stesso Marin e De Iola hanno comunque in dote dei gol. Quindi credo che attraverso il lavoro quotidiano anche il reparto offensivo del Cagliari possa dire la sua. È ovvio che probabilmente non avremo il bomber da 20 reti, ma su questo credo che pochi possono godere questo privilegio. Si sa, De Iola è un miscuglio tra Gundogan e De Bruyne sotto l'aspetto realizzativo proprio. Sì, no, vabbè. Che vada lui ad allenare. Sì. Sarei curioso. Che poi mi ero scordato quasi di dirlo, ma l'hai notato anche tu che Piccoli praticamente da prima punta in realtà gioca come ala? Sta fisso sull'esterno fascia? Sì, Piccoli sostanzialmente le prime 2 gare le ha fatte giocando come falso 9 a destra e poi contro il Lecce è stato messo alla sinistra per favorire la Padula come punta centrale. E mi sembra che ne hai anche parlato nel tuo post partita, o sbaglio? Sì, perché poi la gerarchia di Stazzi è quella, è la Padula che deve andare là a saltare. Sì, la Padula alto 2,10 m, cazzo. Che poi Porello, ovviamente poi Piccoli in occasione del gol fatto dal Lecce, si sa che un attaccante in difesa fa i danni perché non sa come difendere. È chiaro che poi lì prendi gol.
Quindi nemmeno me la voglio troppo prendere con piccoli, perché ancora non sto capendo se è il suo modo di giocare, ma ricordandomi le partite che fece con Lecce, non mi pare che stesse fisso sulle fasce a giocare. Era un uomo Ma d'area. sì, con il Lecce era fisso in area di rigore, quindi boh, qua ci sarebbe da fare domande a Nicola, però lasciamo il beneficio del dubbio sulla preparazione, sulle Assolutamente. tempistiche, va bene. Aspettiamo per dare il giudizio finale. Sì, direttore, due trattative che personalmente cioè non ci ho capito tanto, quindi lo chiedo a lei giustamente. La prima è la gestione vietesca, no? Che l'abbiamo visto titolare, poi Ah, qui insomma arriva la fare, perla, preparati. ci spieghi un po' com'è andata anche col polacco, che tra l'altro poi ha ritrovato anche la nazionale, credo anche grazie all'ottimo inizio di stagione, e l'altra è quella di Simonetta, con al Como, cessione, tornato cioè resta in prestito una stagione, forse era uno di quei giocatori su cui si poteva pensare di costruire qualcosa di più in futuro. Cioè, ci Ma spieghi che un po' sei come vanno matto? queste due trattative. Allora, diremo che su Vietesca il ragionamento è stato fatto nel momento in cui si è deciso di prendere Palomino. Ovviamente il reparto arretrato comincia a essere sovraffollato e quindi si cercava di... Che? Cosa? Attenzione, 6 difensori per 3 posti, sovraffollatissimo, cazzo. Follia pura. No, non l'ha detto. Non l'ha detto, dai. Che far scherzo. uscire probabilmente uno fra Vietesca e Artidiakos. In quel momento è arrivato la proposta del Palermo, che da parte nostra poteva essere una situazione dove trovava grande minutaggio e poteva trovare insomma, continuità nel giocare. Il ragazzo ha preferito rimanere perché non voleva andare in Serie B, probabilmente anche per preservare la nazionale appena riconquistata. È che dopo si è aperta la situazione di Artidiakos, quindi abbiamo deciso di far uscire Artidiakos e di tenere Vietesca, e quindi sotto tale profilo credo che adesso anche il reparto arretrato comunque abbia e i titolari e comunque i potenziali sostituti, non dico sullo stesso livello ma quasi, quindi tutti hanno i ruoli coperti e dove... Questa è da standing ovation. Questa è da Sta standing venendo ovation. dalla nostra parte. Gli sta uscendo la vena da tifoso anche a Nere. No, perché è palese come la marea di cazzate palesi che ha detto fino adesso incomincia a non ricordarsele più nemmeno lui e riaffiora la Sì. verità. Perché come ti ho detto una ventina di minuti fa, ti ho detto ricordati di quando ha Esatto, detto mi l'avevo fido messo della qui. squadra. Porca miseria. No, questa cosa è fantastica. Che poi a me, sempre perché mi piace pensare male, ma sto costante intercalare che usa Bonato dicendo diremo, diremo, diremo. Chi è dire? Chi diremo? Chi è? Giulini. Lui è Giulini, è come Tyler Darden con... come si chiama? L'hai detto tu. Cioè, no, cioè, non si tratta nemmeno più Ma di è proprio nascondere. conseguenziale. Sì, sì, il problema è che non si tratta nemmeno più di nascondere la polvere sotto al tappeto. Il tappeto ormai ha la forma dell'Everest. Mm. No, Ma Il io mi lavoro immagino settimanale... lui e Giulini che si preparano la conferenza. Giulini gli fa a Bonato, cosa diremo? E Bonato gli fa, boh, diremo che... E Sì, poi se sì, lo porta in conferenza. sì, sì. No, è imbarazzante questa cosa. È veramente imbarazzante. deciderà chi sarà in campo e chi entrerà successivamente o rimarrà in panchina. Per quanto riguarda Simonetta, rientra delle dinamiche Mm, di gestione di ragazzi. mm. Simonetta era un ragazzo che aveva fatto un'esperienza quest'estate insieme al Como, si era fatto una mista che aveva fatto questo torneo negli Stati Uniti. Il
Como era stato impressionato, ci aveva chiesto la possibilità di poter gestire il ragazzo insieme, quindi da lì è nata questa situazione qua, e quindi il fatto che loro hanno voluto acquistarlo comunque lasciandolo da noi, perché sicuramente il campionato di Primavera 1 è più competitivo rispetto al campionato che fa la Primavera del Como, e ovviamente Sempre se mio nonno c'aveva 3 palle era un flipper. successivamente decideremo insieme il suo percorso. Decideremo insieme cosa che l'anno prossimo va al Como. Ma infatti, ma poi tra l'altro ha detto letteralmente, Simonetta ha fatto una mista, fumatela, Nereo. Fumatela che spari meno stronzate. Ma mista a bandiera o a cartoccio? Perché sono cose No, a importanti. bandiera che va via, che Eh, è una meraviglia. no, vabbè, ragazzi. Cioè, qua è. Sì, l'anno prossimo è al Como questo qui, ma gestire insieme, ma le comproprietà non esistono dal 2014, Nereo, ma non so dove sia rimasto. Io mi ricordo, se non mi sbaglio, l'ultima comproprietà del Cagliari era quella di Matri, tra noi e il Milan. Vado a memoria, ancora mi ricordo le buste per le comproprietà di chi si aggiudicava il cartellino. Cioè, no, ma noi abbiamo fatto un financial service con il Como Branding. Noi ci smezziamo un ragazzo. La parte sinistra gioca a Como, la parte destra gioca a Cagliari. No, io. E con la terza palla si fa il famoso flipper. Esatto. Che poi aveva detto anche Di un'altra cosa. poter gestire il ragazzo insieme, quindi da lì è nato questa. Ma io dico, Cristo santo, tu hai un giovane promettente, è tuo, ti arriva uno, dice gestiamo un ragazzo insieme. Tu gli fai col cazzo, me lo tengo io. Cosa non si fa per 1 milione, purtroppo. Ma io dico, Mi a viene questo da pensare. punto, a me invece viene da pensare, a questo punto, con enorme stima e affetto e bene che voglio ai ragazzi che giocano in Primavera del Cagliari, svincolatevi, andatevene via, non vi meritiamo, Bravissimo, smantelliamo questa cazzo di primavera, perché tanto così non ha senso di esistere. bravissimo. Li stiamo Sono assolutamente d'accordo. intrappolando in un loop circolare senza fine in cui il loro talento non verrà mai fuori, e se verrà fuori sarà sempre troppo tardi. Bravissimo. Cioè io, per dirti, sono stato felicissimo quando la Carrarese è salita in Serie A, perché c'era Capello che è cresciuto con noi. Mm, Cioè, è vero. a sto punto smantella, perché tanto non ha senso. Anche la Primavera del Cagliari sta lì tanto per. Sì, la pull scudetto di qualche anno fa, ma basta. Lì ci fermiamo. L'avessimo vinto almeno, dai. Capito? Capito? Con tutto che mi stanno sul cazzo, ma il Sassuolo ci mangia e ci caga in testa. Mm, assolutamente sì, purtroppo sì. E a me è una cosa che manda in bestia. Poi sta frase, io la sentirei in loop per 30 ore. Gestire il ragazzo insieme, quindi da lì è nata questa situazione qua. Qui che fa così, mazza cosa mi è uscito. Quindi il fatto che loro hanno voluto acquistarlo, comunque lasciandolo da noi, perché sicuramente il campionato di è imbarazzante, tutto questo è imbarazzante. Il suo percorso. È arrivato Gaetano, mettiamo il caso che giochi dall'inizio. Dai. Sì, Mettiamo un beh, giustamente. una punta, dove lo mettiamo Gaetano, visto che insomma ha giocato raramente, Nicola con 1+2 davanti. Ma io credo che questa sia una domanda che sia più per il mister che per il direttore, quindi insomma lasciamo il mister che vede i ragazzi tutta la settimana, tutti i giorni, fare le scelte anche in base a quello che sarà l'avversario. Io credo che il compito del club sia quello di mettere a disposizione dell'allenatore la possibilità di fare le scelte più opportune, mettendo a disposizione le caratteristiche che gli servono per fare un determinato tipo di calcio e per avere eventuali soluzioni alternative.
e credo che su questo abbiamo lavorato e cercato di fare del nostro meglio. Pongo sempre la stessa domanda: se questa cosa non riesce, di chi è la colpa? Io voglio avere questa risposta, voglio che me lo dice lui. Io lo so, ma voglio che me lo dice lui. Se glielo chiedessero. Si torna sempre lì. Solo una riflessione su Ecco, Cagliari-Napoli. Topolino, vai. Cagliari-Napoli è una partita difficile, allo stesso tempo stimolante. Sappiamo che il Cagliari, che il Napoli ha iniziato un percorso nuovo, dopo magari l'annata sottotono dello scorso anno, hanno fatto grandi investimenti per cercare di modulare la squadra alle esigenze di Mister Conte. Dopo la prima partita a Verona molto complicata si sono ripresi e hanno fatto bottino pieno nelle 2 gare casalinghe. Sappiamo Meno male che è l'anno qua finita, ovviamente guarda, meno male. ottenere il massimo. Da parte nostra dovremmo essere bravi a portare questa nostra crescita in campo, è un po' come è stata con la Roma, mettere tutto noi stessi e vedere cosa riusciamo poi a portare a casa. Grazie a tutti, buona serata. Risposta sintetica. Ma un sti cazzi del Napoli no? Cioè, teoricamente non dovremmo parlare del Cagliari così, No, ma cioè ci sarebbe una marea di cose di cui parlare. Invece sempre gli danno pure del tu. Che tu dirai, vabbè, un aspetto così superficiale, però voglio dire. No, è imbarazzante. Io adesso non so se ringraziarti per avermela fatta vedere o maledirti. Ho una domanda da farti. Sei ancora Vai. l'uomo di prima o sei cambiato? Beh, Cosa è cambiato in te? Beh, diremo che adesso sono un uomo più equilibrato in tutti i miei reparti. Quello che hai perso giù ti è andato su. Sì, sostanzialmente. esattamente. Tra l'altro devo anche stare attento perché con la sedia rischio di pestarmi i coglioni che mi sono caduti e vorrei evitare. No, è veramente aberrante. E io tanto, mettiamoli così, sono sicuro che nei commenti mi e ci diranno che rompiamo il cazzo, che non abbiamo ragione, che siamo esagerati e dobbiamo lasciar lavorare. Tutte queste cose qua e tutto quello che avremo detto crollerà come un castello di carte. Io ne sono sicuro. Ma sì, ma chi siamo noi? Scusami tu, da buon tabaccaio quale sei, ma perché non te lo compri tu il Cagliari? Infatti, Eh, devo incominciare a grattare tutti i gratta e vinci, così con le vincite mi compro il Cagliari. La voglia. Io non sono riuscito per un mese a prendere la Naspi, ma credo che il Cagliari me lo potrò permettere. Chiedo un finanziamento. Ma sì, tanto al limite bussa Equitalia, che succede? Sì, per carità. Mamma mia, comunque ci tengo e credo che lo farà anche Miro a ringraziare chiunque si ascolterà Sì, questa conferenza e chiunque assolutamente. avrà voglia di argomentare assieme a noi. Poi questo video verrà leggermente editato, però No, ma per, che... per il momento siamo arrivati a 1 ora e 19 minuti, quindi il video editato sarà poco più corto, però stiamo parlando di più di 1 ora, quindi veramente grazie a chi si guarderà tutta la live, perché siete eccezionali, veramente. Però il grande più grazie a Pietro che ha avuto l'idea di fare questo video. A me non sarebbe mai venuta in mente, quindi grazie, ma allo stesso tempo vaffanculo, ricordatelo. Così come a me da parte mia arrivano le più grandi scuse che ti possa mai fare. Ma va, figurati. Però è stato veramente molto bello e bisognerà rifarla questa cosa. Immaginati se unissimo tutte le nostre forze anziché fare le live con gli altri per guardare le partite, le facessimo per commentare Borat. È Cosa non bellissimo. riuscirebbe? Quello sarebbe proprio nostrismo puro. Cosa non riuscirebbe sul serio? Mamma mia. E magari potrebbe diventare un format, chi lo sa.
State sintonizzati sul canale di Miro. Vedremo. Let me cook, come autocitandomi da prima. Comunque, dopo un'ora e 20 io direi che va bene così. Vi raccomando, ragazzi, sotto in descrizione il canale di Pietro, andate a seguire, no, così, andate a seguire questo uomo sexy molto bello qui. Iscrivetevi, andatevi a recuperare la carriera che ha fatto col Cagliari, perché El Matador domina, andatevela a vedere, recuperatevela perché merita veramente tanto. Grazie mille Pietro. Grazie a te, grazie mille. E noi ci becchiamo in un prossimo video. Belli, regà.